Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta, uova di Pasqua al latte Balocco 150 grammi a 4,99 €. Caffè Lavazza crema e gusto 2 per 250 grammi a 7,99 €. Fragole confezione da 500 grammi a 2,29 €. Succo di frutta Santal Plus varie gusti 1 litro a 1,79 €. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melissa della redazione di Radio Stella, eccoci pronti per il nostro notiziario. Cominciamo subito con le ultime dall'Ogliastra, partendo dalla cronaca da Tortolì, perché nel tardo pomeriggio di ieri c'è stato un brutto incidente in pieno centro. Una donna di circa 60 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali via Nino Bixio. A travolgerla uno scooter guidato da un giovane. L'impatto è stato violento e la donna è stata sbalzata sull'asfalto. Immediati soccorsi da parte dei presenti che hanno allertato il 118. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza della Croce Verde che ha trasportato la donna all'ospedale di Lanusei, poi successivamente è stata trasferita al Brozzo. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Tortolì impegnati nei rilievi di rito. Andiamo avanti ora, ci spostiamo a Baristardo con importanti novità sul fronte della viabilità. Infatti nei giorni scorsi l'assessorato regionale ai lavori pubblici ha trasmesso al comune la richiesta di convenzione per un finanziamento destinato a un intervento atteso da anni. Si tratta dei lavori di messa in sicurezza della viabilità in via Belvedere per un importo complessivo di 300.000 euro. Un'opera considerata strategica che permetterà di riqualificare una delle principali strade di accesso alla zona mare. L'intervento si inserisce nel più ampio percorso di miglioramento della rete viaria
dell'area cittadina, già avviato con la sistemazione della principale arteria che conduce alla torre. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco Ivan Mameli ha sottolineato come si tratti di risorse preziose per rendere più sicura un'infrastruttura che da tempo necessitava di un intervento strutturale. L'obiettivo aggiunto è proseguire rapidamente con i lavori per garantire maggiore sicurezza e accessibilità sia ai cittadini che ai visitatori. Andiamo avanti, restiamo su Barisardo, ci soffermiamo invece sul servizio idrico, perché da anni l'amministrazione comunale è a lavoro per risolvere in modo definitivo il problema della scarsa pressione dell'acqua, soprattutto nelle zone più alte del paese, dove il disagio si accentua nei periodi di maggiore consumo come in estate. Un passo concreto è stato compiuto mercoledì 18 marzo con un incontro tecnico istituzionale tenutosi in comune per fare il punto sul progetto di miglioramento della rete acquedottistica. Presenti sindaco Ivan Mameli insieme ai tecnici comunali, rappresentanti della società Opere e Infrastruttura della Sardegna e delegati della regione, tecnici incaricati del progetto. L'intervento prevede una serie di opere strategiche, nuove condotte per ridurre le perdite, sistemi di distribuzione più efficienti suddivisi per zone, regolazione delle pressioni, potenziamento del serbatoio di Cucureddu, l'installazione di impianti di pompaggio per garantire l'acqua anche nelle aree più alte. Obiettivo principale dunque garantire un servizio idrico più efficiente, stabile e adeguato alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle zone oggi più in difficoltà. Andiamo avanti, ci spostiamo ora a Lanusei, dove il Centro Italiano Femminile celebra la Giornata Internazionale della Donna con una tavola rotonda in programma giovedì 26 marzo dal titolo "L'Italia, una repubblica democratica fondata sul lavoro delle donne". Nel corso della serata sarà conferito il premio Donna dell'anno 2026, assegnato quest'anno a Mimma Sayu Tuveri, un riconoscimento che premia l'impegno e la dedizione con cui si è presa cura del figlio Lorenzo, diventando un esempio di forza, amore e fede per tutta la comunità. L'appuntamento è fissato per le 17 nell'aula magna del seminario, con i saluti della presidente del Centro Italiano Femminile Esther Prevedello e delle autorità. Seguiranno gli interventi di rappresentanti del mondo istituzionale e sanitario, tra cui il presidente del Tribunale di Lanusei Nicolà Caschili, l'ex direttore generale dell'ASL Ogliastra Andrea Marras, la farmacista Francesca Loi e la giornalista Francesca Lai. A coordinare i lavori sarà l'avvocata Gemma De Muro. La serata si concluderà con un momento musicale al pianoforte affidato a Gaia Piras. Concludiamo restando su Lanusei, dalla preistoria all'età nuragica. Nuovo appuntamento oggi pomeriggio alle 17 alla Galleria del Teatro Tonio Dei con il ciclo di incontri dedicati alla storia della Sardegna. Protagonista dell'incontro sarà il dottor l'archeologo Nicola Dessì, che guiderà il pubblico alla scoperta dell'età nuragica, analizzando alcuni tra i monumenti più emblematici dell'isola come i nuraghi, le tombe dei giganti e i templi a Pozzo, approfondendo architetture e possibili funzioni. L'iniziativa è organizzata dall'UTE in collaborazione con la cooperativa Nuova Luna. Dopo la grande partecipazione registrata nel primo appuntamento, l'incontro è stato spostato negli spazi della Galleria del Teatro Tonio Dei per accogliere un pubblico più ampio. Tutte le iniziative sono gratuite e aperte alla cittadinanza. Diamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.